Ciao cari amiche, avete visto che meraviglia questo plum cake per il cioccolato? Autunnale ma di una golosità infinita. Quindi adesso seguite il video, troverete sia gli ingredienti che il procedimento e non vi resta che assaggiarlo. Vi chiedo un like se vi piace questa ricetta e se avete delle domande fatemele nei commenti, io non vedo l'ora di rispondervi. Bacione a tutte e ciao! Ragazze, questi sono tutti gli ingredienti che servono e vi dirò le quantità mano a mano che li metterò nell'impasto. Buona visione! Prima cosa da fare, tagliare a pezzetti 2 pere e 100 g di cioccolato fondente. Io ho scelto questo 78%. E adesso iniziamo. Prima cosa, rompiamo 3 uova. Aggiungiamo 150 g di zucchero, uniamoci di fruste elettriche e frulliamo. Adesso aggiungo uno yogurt naturale, oppure lo potete scegliere alla frutta, ma naturalmente direi della pera, non altri gusti. Aggiungo 100 ml di olio di semi e frullo. Setacciamo all'interno 40 g di cacao amaro e frulliamo. E adesso mettiamo dentro la farina 320 g 00 e frulliamo. Adesso mettiamo nel nostro impasto il cioccolato tagliato a pezzettoni, non tutto, ne lasciamo un pochino indietro da mettere sopra, ok? E mettiamo le pere e diamo una mescolata. Che profumino! Avevo dimenticato il lievito, mannaggia, lo metto adesso, faccio ancora in tempo. Una bustina di lievito per dolci setacciata. Prendete uno stampo da plum cake da 26, mettete la carta forno e adesso lo metto nello stampo. Non mi resta che mettere qualche fettina di pera e le scaglie di cioccolato rimaste indietro. Mettiamo sopra, così. Una spolverata di zucchero semolato per far caramellare le pere e mettiamo in forno 180 gradi, statico per 45-50 minuti, ma facciamo sempre la prova a stecchino.